Ad affiancare le forze dell'ordine nella loro attività di contrasto all'aumento dei reati nei territori di Mestre Marghera giungeranno i militari. Lo ha stabilito il prefetto di Venezia, Darco Pellos, volendo dare un forte segnale di legalità e decidendo quindi per il presidio del territorio. Soddisfatto quindi il presidente della Regione Veneto Luca Zaia per la decisione, visto l'aumento della delinquenza in alcune zone di Mestre. Le divise dovrebbero fungere da importante deterrente contro i crimini di microcriminalità e di criminalità, dando una maggior sicurezza agli abitanti, soprattutto a quelli dei quartieri a maggior rischio. Sicurezza e tranquillità che si dovrebbero tradurre in una maggior libertà di vivere senza paura di ciò che può accadere. La decisione del prefetto di Venezia è seguita a quella del questore di Padova, che ha inviato agenti in borghese a fare presidio nei parchi dove lo spaccio è quotidianità. L'impiego dei militari per sedare questioni di ordine pubblico e per mantenere la sicurezza può essere un'utile misura temporanea. Si tratta di un corpo comunque addestrato in contesti di guerra e di difesa. Il ruolo più adatto sarebbe quello che viene coperto invece dalle forze di polizia, che dovrebbero vedere aumentare le risorse ad esse dedicate. Vedere i militari in giro per la città può dare sia la sensazione che il territorio è controllato, ma può anche trasmettere ansia, in quanto il contesto urbano non è quello più adatto per la presenza dei militari, neppure più nelle città che erano sede di caserme di dimensioni importanti e che ora sono chiuse. La presenza dei militari può essere certamente un utile deterrente per alcune tipologie di crimini. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.